Cari amiche e amici, benvenuti da Mimmo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa delle colture agricole. Vediamo le notizie in evidenza e cominciamo con radicchio di chioggia. In aumento le infezioni da sclerotinia, soprattutto sugli appezzamenti dove la rotazione è minima. Attenzione, qui la coltivazione del radicchio va sospesa in quanto il fungo sopravvive per diversi anni. Radicchio di Treviso. Sul precoce e tardivo in aumento le infezioni da oidio, ma le piogge dovrebbero migliorare la situazione. Fino a quando le temperature giornaliere rimarranno sui 15-18 gradi, valutare se proseguire i trattamenti con prodotti di copertura. Chiudiamo con le pomacee, intervenire su melo e pero con prodotti a base di sale di rame per limitare i cancri rameali. Su pero, per ridurre il potenziale di maculatura bruna, è opportuno tritare a terra le foglie e i frutti, eliminare le graminacee tipo poa, eseguire la rottura del cotico erboso e l'inervimento dell'interfila con essenze a foglia larga. E ora veniamo all'approfondimento di oggi dedicato alle cover crops da introdurre per migliorare la fertilità del suolo, ridurre parassiti e altro. Qui ci fermiamo, l'appuntamento è alla settimana prossima, arrivederci. Per la salvaguardia dell'ambiente e anche favorire comunque lo sviluppo delle colture nella massima espressione, voi qui adottate un sistema che è la difesa integrata. In che cosa consiste? Un'alternativa alle sostanze chimiche di fatto? Sì, è un sistema di strategie per ridurre i trattamenti ed evitare in generale i trattamenti chimici di sintesi. Si basa su prevenzione e qui stiamo vedendo una cover crops, una leguminosa nuova di origine sudafricana che viene utilizzata per sovescio e ridurre i danni da insetti del terreno, cioè nella rotazione viene inserita ed è un sistema non chimico ma naturale per ridurre i danni da insetti del terreno e avere buoni risultati agronomici senza utilizzare insetticidi chimici di sintesi, sempre nell'idea di ridurre al massimo l'impatto dell'agricoltura, mantenendo però buoni risultati tecnici e un buon reddito per l'agricoltore. Dipende da che tipo di coltura, l'abbinamento con una pianta di contrasto? Esattamente, viene utilizzata prima della coltura più suscettibile agli attacchi in modo da avere un terreno con basse popolazioni dei parassiti quando semino la cultura importante per me che è suscettibile. Questa pianta come si chiama? Arriva dal Sudafrica? Questa pianta arriva dal Sudafrica, si chiama crotalaria e in realtà in questo caso non è un effetto biofumigante che andiamo a sfruttare ma più un effetto allelopatico, produce delle sostanze che sono sgradite a certi insetti che danneggiano le piante e troviamo anche su patata una riduzione di danno dopo che quando prima ho seminato la coltura di copertura crotalaria.